Presentazione stamani della partecipazione di Andrea Barbera alla regata d'altura denominata Garmin Roma per due, in partenza il prossimo 10 aprile 2021. Stamani alla conferenza stampa presente anche il sindaco di Agrigento e lo stesso velista Barbera, che ha illustrato il programma della regata e i futuri progetti. Io sono alla seconda partecipazione a questa regata, che è la transtirrenica più famosa d'Italia. Partirò appunto il 5 aprile per raggiungere Riva di Traiano, da dove poi il 10 aprile partirà vera e propria la regata. La regata parte appunto dal Lazio, si sposta alle Isole Eolie per girare l'isola di Lipari e poi risale su a Riva di Traiano. Sono 530 miglia non stop, in pieno Mar Tirreno. È una regata dove partecipano tutti i più importanti velisti italiani e io rappresenterò appunto la Sicilia e la mia città, la città di Agrigento, grazie anche al al patrocinio del comune di Agrigento, che ha voluto sposare e sostenere questa iniziativa. Sarai da solo o ti accompagnerai con qualche equipaggio? No, la regata si svolge, l'equipaggio è composto da 2 persone, sarò io insieme a Claudio Fragapane, che oggi non può essere qua per motivi di lavoro, e appunto si fa in 2, è una regata molto difficile. Che tipi di rischi si vanno incontro? Beh, considerate che in alcune edizioni, visto che non stop, quindi non si ferma nei porti, ci sono state barche che durante una burrasca hanno perso la chiglia, si sono capovolte, sono state salvate di notte con l'elicottero. È una regata molto rischiosa. Infatti sulla sicurezza a bordo c'è un protocollo rigidissimo. Tra l'altro è la prima regata post-Covid, se così possiamo dire, che avviene in Italia, quindi l'attenzione è massima, è una regata di interesse nazionale. Quindi c'è un interesse particolare anche da tutti, ci sono atleti che vengono dalla Francia, dall'Inghilterra, sarà una bella manifestazione. Che durata avrà la regata? La regata ha una durata di 7 giorni. Il comune di Agrigento ha deciso di sponsorizzare questa iniziativa. Ha deciso di sponsorizzare questa iniziativa perché Andrea è un agrigentino, è un nostro concittadino. Io sono orgoglioso oggi di essere qui con lui. Lui porterà il nome di Agrigento fuori la nostra Sicilia. Penso che un momento del genere è da apprezzare. Ripeto, sono lusingato che Andrea oggi mi abbia invitato. Lo sforzo che farà sarà non indifferente, ci sarà una traversata peraltro in mare aperto nel Tirreno, da Civitavecchia alle Eolie e poi il ritorno, e rappresenterà quindi la nostra città. Una bella soddisfazione per la città, insomma anche per la nostra terra. Ma sicuramente, noi abbiamo delle eccellenze in qualsiasi campo e Andrea è uno di questi. Siamo tutti orgogliosi di averlo come concittadino. Già ho avuto altri incontri in precedenza con altri sportivi, con altra gente e dello spettacolo, e dello sport e della cultura. Andrea è uno di questi, Andrea è un esponente dello sport agrigentino, è un diportista doc, lo conosco da quando era ragazzino. Il suo invito stamattina per me è stato un invito a nozze, perché portare, ripeto, Agrigento fuori dai confini siciliani mi pare che per noi è fondamentale. Noi siamo conosciuti fuori grazie a loro. Soddisfatto di questa partnership con il comune? Assolutamente sì, finalmente abbiamo un sindaco vicino a noi velisti e vicino al mare, perché comunque anche lui è un diportista. Sicuramente il movimento vela sta crescendo sia ad Agrigento sia in tutta Italia, è uno sport del quale si parla sempre di più. Chiaramente io cercherò di salire nel podio più alto per rappresentare appunto la mia città e la Sicilia tutta a questa manifestazione.